pace. Ebbene, dal santuario di San Leopoldo in Padova trasmettiamo la Santa Messa e affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo con il canto Te lodiamo Trinità, che troviamo al numero 9. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Cristo eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guida le nostre azioni secondo la tua volontà, perché nel nome del tuo diletto Figlio portiamo frutti generosi di opere buone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni il Signore mandò il profeta Natan a Davide e Natan andò da lui e gli disse: 2 uomini erano nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran numero, mentre il povero non aveva nulla,
se non una sola pecorella piccina che gli aveva comprato. Essa era vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli, mangiando del suo pane, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Un viandante arrivò dall'uomo ricco e questi, evitando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso quanto era da servire al viaggiatore che era venuto da lui, prese la pecorella di quell'uomo povero e la servì all'uomo che era venuto da lui. Davide si adirò contro quell'uomo e disse a Natan: per la vita del Signore, chi ha fatto questo è degno di morte. Pagherà 4 volte il valore della pecora per avere fatto una tale cosa e non averla evitata. Allora Natan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Così dice il Signore, Dio di Israele: la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria Littita. Così dice il Signore: ecco, io sto per suscitare contro di te il male dalla tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle un altro, che giacerà con loro alla luce di questo sole. Poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e alla luce del sole. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide: il Signore ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai. Tuttavia, poiché con questa azione tu hai insultato il Signore, il figlio che ti è nato dovrà morire. Natan tornò a casa. Il Signore dunque colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide e il bambino si ammalò gravemente. Davide allora fece suppliche a Dio per il bambino, si mise a digiunare e quando rientrava per passare la notte dormiva per terra. Gli anziani della casa insistevano presso di lui perché si alzasse da terra, ma egli non volle e non prese cibo con loro. Parola di Dio. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco.
In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all'altra riva». E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore. Il Signore ci doni questa mattina la grazia di poter interiorizzare, meditare, cogliere la bellezza di questa parola che ci regala. Abbiamo sentito nella prima lettura la storia di un peccato che Davide ha commesso, ha sbagliato, l'ha riconosciuto, ha chiesto perdono. E il Signore, attraverso il suo profeta, gli ha fatto capire che il suo peccato era stato tolto. Natan rispose a Davide: «Il Signore ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai, perché Dio ti ama, Dio ti rinnova, Dio accoglie il tuo pentimento, Dio stringe di nuovo un'alleanza di pace e di amore con te, nonostante le tue miserie». Ecco, il Signore vuole che ci riconosciamo poveri, peccatori, sbagliamo anche noi tante volte. Cosa dobbiamo fare? Andiamo da Gesù, dal Signore, e faremo l'esperienza della misericordia del Signore. Ecco che cosa ci dice la parola del Signore. E c'è una bellissima riflessione di Sant'Ambrogio che quando la leggo mi riempie il cuore veramente di commozione, e dice: «Io non mi glorierò perché sono giusto, non mi glorierò perché non ho fatto peccati, ma mi glorierò perché sono redento, amato, mi glorierò perché non perché sono vuoto di peccati, ma perché i peccati mi sono stati rimessi. È più proficua la colpa a volte, cioè fare l'esperienza della caduta che dell'innocenza, perché l'innocenza mi aveva reso arrogante, ha detto Sant'Ambrogio, ma la colpa mi ha reso umile, confidente. E poi sempre Sant'Ambrogio, che ha fatto questa esperienza della misericordia del Signore, i santi hanno fatto esperienza del sentirsi amati, perdonati. Anch'io ero piagato dalle passioni, ho trovato un medico che abita in cielo e diffonde la sua medicina sulla terra. Egli solo può risanare le mie ferite, perché non ne ha di proprie. Egli solo può cancellare il dolore del cuore
il pallore dell'anima, poiché conosce i mali nascosti. Scopri al medico, cioè togli, non truccarti, spoliati davanti al Signore, mettiti nella tua povertà, nudità, scopri al medico la tua ferita per poter guarire, anche se non la mostri, egli la conosce e tuttavia attende di sentire, ecco, la tua voce. Il Signore chiede che noi ricorriamo a Lui, chiediamo perdono. Ecco perché è bella veramente questa parola del Signore, ci fa sentire che insomma il Signore è colui che ci tende la mano e ci salva, ci perdona, ci riempie di misericordia. E il Vangelo, ecco, ce l'ha ricordato questa mattina, ecco, perché avete paura dei vostri peccati? Perché? Perché state sempre lì a tormentarvi? Io ho il potere di cambiarvi il cuore, io ho il potere di perdonarvi. Avete visto Davide, è caduto, però il Signore ha rimosso il suo peccato. Il Signore rimuove i nostri peccati nella misura in cui noi, ecco, ci affidiamo a Lui. Non abbiate paura, abbiate fede. Dio è più grande dei nostri peccati e Dio ci salva. Prendiamo con noi il Signore e non avremo più paura. Benedetto sei tu, Signore. Procediamo a te. Lavami, Signore. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, Padre misericordioso, consacrali con la potenza del tuo Spirito, perché diventino per noi sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo. È nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione aprì le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.
Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versata per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare dei defunti della famiglia Cadinato. Accogli anche tutti coloro che nella tua misericordia sono morti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia e donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. C'è questa domanda nel Vangelo: perché avete paura? Dentro di noi ci sono sempre tante paure, ma il Signore è venuto a liberarci dalle nostre paure. Paura del peccato, paura di Dio, paura della morte, paura delle disgrazie, paura. Dove c'è il Signore c'è la fiducia, c'è l'abbandono, c'è un Dio che si prende cura di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
Tu è la gloria, la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che Togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono io, ma di soltanto, e io sarò salvato. Corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Preghiamo. O Dio, che in questi santi misteri ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova, per Cristo nostro Signore. O Dio,
tu hai voluto Maria, madre di Cristo e della Chiesa, e hai allietato la vita del nostro santo Leopoldo con una tenera devozione verso di lei. Consola la nostra vita con la grazia della sua bontà materna. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ave Maria.